Ben ritrovati cattoliche dintorni. Giovedì 3 marzo l'Università Cattolica ha celebrato il Dies Academicus, il tradizionale momento di incontro con le autorità, i rappresentanti delle realtà locali e gli studenti. Noi ne abbiamo approfittato per fare un'intervista al rettore professor Lorenzo Ornaghi. Ascoltiamolo insieme. Rettore Ornaghi, quest'anno l'Università Cattolica compie 90 anni. In tutto questo tempo l'Ateneo si è attenuta a importanti valori, però al tempo stesso ogni anno cresce, migliora, cambia. Cerca di migliorare e di cambiare in ordine a valori che sono perenni ma che si ripropongono in maniera diversa. Se si pensa soprattutto alle esigenze, ai bisogni e ai desideri delle generazioni più giovani, è evidente che sono molto diverse rispetto e al momento della fondazione e a soltanto qualche decennio fa. Credo che l'Università Cattolica sappia ancora a queste esigenze rispondere, soprattutto qui a Brescia e soprattutto in questo momento in cui la sede bresciana è davvero chiamata a un rinnovato slancio creativo. Anche una nuova sede per l'Università Cattolica di Brescia. Esattamente questo, credo che la nuova sede dovrà costituire, il nuovo polo, un impegno per tutti, un impegno già per gli studenti che saranno la sede più bella con le aule vicine, attrezzate tecnologicamente, un impegno per i docenti, un impegno soprattutto per le facoltà. Credo che il polo bresciano dell'Ateneo dei Cattolici Italiani sia chiamato soprattutto a dare parecchio di più in termini di ricerca scientifica e questo sarà possibile aumentando le cooperazioni con le altre facoltà dell'Ateneo. Ebbe 40 anni di storia con la facoltà di matematica. È un bel quarantennio, quindi è un buon compleanno, che come sempre sollecita soprattutto a guardare avanti, pur tornando allo spirito delle origini. Guardare avanti significa per la facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali tener conto di tutto ciò che richiede ancora l'insegnamento delle scienze, ma richiede soprattutto considerare quel fondamentale problema che è tipico della cultura cattolica, il rapporto fra fede e scienza. 90 anni di storia, 90 anni di tradizione, ma quali sono le nuove sfide che l'Università Cattolica deve ancora affrontare? Credo, se seguiamo soprattutto le indicazioni di Benedetto XVI, una fondamentale: come facciamo a praticare ogni giorno il Vangelo e nello stesso tempo a guardare ai grandi successi della ragione, impedendo però che la ragione stravolga quelli che sono gli elementi naturali della vita dell'uomo. La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisica e Naturali ha festeggiato i suoi primi 40 anni, invitando in via musei numerosi laureati. Una giornata di festa che ha fatto rincontrare molti ex compagni e professori. Vediamo insieme il servizio. La Facoltà di Matematica dell'Università Cattolica compie 40 anni e festeggia insieme ai suoi studenti, laureati e docenti. Professor Marchi, lei insegna da 40 anni in questa facoltà, è stato anche preside. Ci può ricordare quali furono le condizioni o il volere iniziale da parte dei fondatori dell'Università Cattolica di creare a Brescia una facoltà di Scienze Matematiche e Fisica? Ecco, direi che la facoltà è stata fondata pensando, almeno in primo momento, proprio all'indirizzo didattico, perché questo rispondeva a questa vocazione pedagogica, diciamo, che ha caratterizzato da sempre il mondo culturale bresciano. Tovini, Chizzolini, l'esistenza dell'editrice alla scuola, ecco, sono tutte le indicazioni della realizzazione di questa vocazione. Allora questa era l'idea con cui è nata la facoltà, certamente sia dal punto di vista dell'università stessa, sia dal punto di vista dei finanziatori, perché per fare un'università bisogna pensare anche a quello, era proprio quello di proseguire un lavoro in questa direzione, in questa
tradizione. Ne sono cambiate di cose dalle prime 7 tesi nel luglio 1975. Inizialmente fu istituito un unico indirizzo per formare i futuri docenti di matematica. Oggi gli orizzonti si sono ampliati e nei corsi di studio hanno trovato spazio la ricerca, la fisica e l'informatica. Ho iniziato nel 71-72, che era proprio il primo anno. Eravamo in un centinaio, mi ricordo proprio l'aula magna grande dei 100 studenti che seguivano le lezioni, quasi come una scuola superiore, perché c'erano solo 4 insegnanti. Non solo insegnanti, quindi nel corso di questi anni la facoltà si è trasformata. Quali furono le esigenze di questa trasformazione? Direi essenzialmente, da una parte all'interno del corso di laurea in matematica, l'aumento delle competenze da parte dei docenti. Evidentemente introducendo i nuovi indirizzi, sia l'indirizzo generale, soprattutto l'indirizzo applicativo, hanno richiesto una presenza di maggiori competenze disciplinari specifiche. Poi con l'aggiunta del corso di laurea in fisica evidentemente c'è stato bisogno di integrare completamente il corpo docente con tutte le competenze specifiche della fisica, sia a livello di docenza sia a livello di laboratorio. Che cosa hai provato a entrare qui oggi dopo tanto tempo? Non nascondo che ho avuto un certo imbarazzo, perché era da 20 anni che non entravo più in un ambiente universitario, per cui ero anche un po' emozionato. Poi ho rivisto che i docenti di questa facoltà sono ancora quelli che avevo io, li ho rivisti molto volentieri. Oggi è contento della scelta che ha fatto? Sì, posso dire senz'altro di sì, anche se effettivamente è costata fatica, perché la facoltà è oggettivamente una facoltà difficile, però è una scelta che probabilmente rifarei. Il suo rapporto con gli studenti come è cambiato? Direi non è cambiato, cioè è rimasto, io spero di poterlo dire, ottimo come all'inizio. Perché? Perché lo studente in matematica e in fisica è uno studente estremamente motivato, e quindi fare scuola con delle persone che vengono decise e intenzionate a diventare padroni di una disciplina, evidentemente è il massimo che un insegnante può sperare. Un viaggio nel mondo della fisica accompagnati dal linguaggio del teatro, della musica e della fotografia, ma anche da giochi e da lezione che poco hanno a che fare con i linguaggi seri dell'Accademia. Sarà tutto questo la settimana della fisica, che si svolgerà durante tutta la prossima settimana. Sul sito della Cattolica potete trovare tutti gli appuntamenti. Parte la settimana della fisica a Brescia, un modo per coinvolgere gli studenti in questo mondo, in questa materia? Sì, parte la settimana della fisica, è una settimana non accademica, non è per specializzati, ma è una settimana in cui ci proponiamo di portare in città alcune iniziative che parlano di fisica, ma sono iniziative molto legate al teatro, sono legate alla musica, sono legate al gioco, sono legate alla danza, alla multimedialità. Come sarà strutturata questa settimana? Nella settimana ci sono diversi eventi, in generale a parte uno al mattino, nel pomeriggio e alla sera, sono eventi appunto di carattere conferenza, spettacolo, lezione, spettacolo. Ecco, per farvi un'idea, lunedì 21 viene un professore dall'Università di Locarno con la sua macchina, si porta un baule pieno di giocattoli e comincia, aperto questo baule, a fare un piccolo corso accelerato di fisica con i giochi, spesso coinvolge anche ragazzi, bambini che vanno, giocano e allo stesso tempo spiega quali sono le leggi di fisica che stanno lì dietro. Ecco, ci sono diverse iniziative di questo tipo, ci sono anche iniziative che durano per tutta la settimana, come la mostra che ospitiamo, Nanomondi, e poi in qualche modo coinvolge così anche la ricerca dei nostri laboratori, perché noi spesso ci occupiamo di sistemi nanostrutturati, di nanostrutture, fisica atomica e molecolare, quindi in qualche modo, se volete, è l'unica cosa un po' accademica, ma che può essere visitata da tutti.
Aside Lomanto, anche Liceo Arnaldo parteciperà alla settimana della fisica. In che modo? Partecipiamo con uno spettacolo che i ragazzi hanno allestito, i ragazzi e una docente hanno allestito durante Scuola Ludens. A me la cosa che interessa di più è la partecipazione dei ragazzi, nel senso che recitano un testo nostro prodotto dalla loro insegnante, non raccontano una storia ma cercano di far capire alcuni principi della fisica. È un gruppo di ragazzi molto nutrito, sono 62 ragazzi, c'è chi recita, ci sono delle ragazze che danzano, c'è un'orchestra formidabile formata tutta di ragazzi appunto dell'Arnaldo, una cosa molto molto bella, molto valida secondo me. La settimana della fisica che importanza avrà per l'Università Cattolica? Innanzitutto completa quello che era un disegno che l'anno scorso era stato immaginato, cioè dopo la settimana della matematica, la settimana della fisica, ma soprattutto si inquadra all'interno di una particolare attenzione da parte della facoltà e del Dipartimento sul tema delle lauree scientifiche, sugli sbocchi occupazionali che le lauree scientifiche possono consentire. Si sa che il nostro Paese registra continuamente uno iato, quindi una differenza molto alta tra domanda e offerta di laureati in materie scientifiche, e ce n'è bisogno. Questo intende dare anche una risposta per quanto ci riguarda a quell'insistenza che a livello ministeriale negli ultimi anni c'è stata proprio per una ripresa di attenzione nei confronti di questi percorsi formativi. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.